Assessore Di Mauro, un incontro oggi qui all'AICA con i comuni che fanno parte della società idrica. Ecco, le problematiche sono tante, i comuni, c'è chi si comporta bene e versa la sua quota, c'è chi invece non la vuole fare. Si rischia anche la stessa vita di un'azienda municipale dell'acqua che è stata la prima ad Agrigento come esempio. Ecco, lei cosa potrà fare in questo senso come assessore al ramo? È un'azienda dei comuni, un'azienda che per volontà dei sindaci ha individuato un percorso di gestione in house del servizio idrico. La Regione Siciliana è venuta incontro attraverso una legge che stanziava risorse in prestito ai comuni. È giusto che i comuni attivino questo prestito perché il buco che si è creato nei rapporti tra Sicilia Acque e la società AICA rischia di mettere in difficoltà economica seria la società di gestione del servizio integrato e quindi l'ipotesi di una mala gestione che porta poi a conseguenze gravi. L'avere superato una fase molto critica nella gestione del servizio integrato, e cioè il post gestione fallimento del gruppo dirigenti acque, vedeva un'azione di forte responsabilità da parte dei sindaci a cui debbono seguire i fatti. Siamo qui oggi per discutere di questo e attribuire alla giusta responsabilità del proseguo dell'attività del servizio integrato, perché in caso diverso si dovrebbe ricorrere a soggetto unico privato. Quindi è una cosa che dobbiamo evitare, ma dobbiamo fare in modo che questa sensibilizzazione nei confronti dei sindaci venga trasmessa, credo che sia opportuno, anche da parte del governo regionale, perché solo così si potranno attingere finanziamenti per il reggimento delle reti. Il clima è incandescente, l'acqua in molti comuni non arriva regolarmente, l'utenza è esasperata al punto che qualche dipendente è stato aggredito. Ma questo è un fatto diverso che riguarda la gestione, l'organizzazione dei servizi, il mettere in atto tutte le strategie necessarie per far sì che il servizio funzioni. Altra cosa è il tema del servizio integrato, che è la soluzione tecnica che vuole l'Europa e l'Italia affinché questa provincia possa ottenere finanziamenti del PNRR, oppure fondi FSC, oppure i fondi FERS. Assessore, questa crisi idrica diciamo che ha portato appunto l'AICA, ma Sicilia Acque in primis, a ridurre la portata idrica in diverse province siciliane, e anche AICA di ribalto ha dovuto tagliare di almeno 15-20% la distribuzione idrica. Ecco, ora con queste piogge magari si spera che i vengano ricolmati. Ecco, voi come assessorato all'energia e all'acqua come vede, che fotografie fa di questo momento? La competenza è intanto dell'autorità di bacino, che giustamente in termini di programmazione ha ridotto la gestione del 10%, per ricaduta ovviamente in alcune realtà questa riduzione è al massimo al 15%. Ed è una norma ed è un'attività che è stata compiuta in via preventiva per evitare di trovarci poi in grande difficoltà nei mesi di giugno e luglio. Posso assicurare che secondo questa programmazione noi saremo bloccati fino al quarto mese avanti, quindi siamo a gennaio fino al mese di maggio. Ci auguriamo che ci siano nuove piogge per poter trascorrere un'estate tranquilla. Cosa si ci aspetta da questo incontro con l'assessore Di Mauro? Ci aspettiamo innanzitutto un incontro importante con l'assessore e tutti i sindaci che sono i soci di AICA per analizzare quelle che sono le criticità e le prospettive di sviluppo dell'azienda. L'azienda è nata con un obiettivo chiaro, quello di esistere nel medio e nel lungo periodo, quindi sono diversi profili di criticità, li dobbiamo mettere sul tavolo e trovare le soluzioni che ci consentono di andare avanti con la massima serenità e soprattutto cercando di perseguire quello che è l'unico obiettivo che ci poniamo, cioè quello di garantire ai nostri cittadini un servizio degno di questo nome. Che bilancio si può fare di questa gestione da quando lei è qui, diciamo, l'ha visto un po' nascere, crescere, con le difficoltà anche che ci sono al momento di distribuzione idrica, nei pagamenti, insomma un piccolo resoconto?
Sì, la nascita dell'azienda è un fattore molto positivo. Ricordiamoci che l'azienda nasce dopo tutte le problematiche dell'ex gestore, un caso più unico che raro, un fallimento, un'interdittiva per mafia, la presenza sia di un commissario prefettizio e poi di un commissario straordinario, e poi appunto della curatela fallimentare. Quindi le problematiche sono state tantissime, però Perfetto. ne abbiamo risolto diverse di problematiche. È chiaro che ci sono ancora tante cose da risolvere, però ricordiamo ai cittadini che comunque c'è un'azienda pubblica che fino adesso nel bene e nel male ha garantito l'erogazione di un servizio pubblico. È chiaro che dobbiamo migliorare, ci sono tantissimi margini di miglioramento e oggi questo tavolo serve a questo. C'è qualche sindaco però che non è in linea, insomma, con la maggioranza, come mai? Ma non credo che non sia in linea. Tutti i sindaci dobbiamo capire che l'azienda è nostra, è dei cittadini, è un'azienda pubblica, e quindi se l'azienda è nostra dobbiamo comportarci come soci, non dico come proprietari dell'azienda, Certo. perché è sbagliato utilizzare il concetto di proprietà, ma è un bene comune, e quindi tutti i sindaci devono comprendere fino in fondo che cosa significa gestire un bene comune per la propria collettività. Cosa si ci aspetta da questo incontro con l'assessore Di Mauro, l'assessore al ramo competente? Con l'assessore Di Mauro si aspetta, dicevo, sulla base di una sempre e costante collaborazione che abbiamo intrattenuto con l'assessorato e il Dipartimento Acque e Rifiuti, una collaborazione che c'è sempre stata, dicevo, e per l'appunto oggi si manifesta con questo incontro che l'assessore ha voluto mostrare verso i sindaci dell'Agrigentino, verso i vertici dell'istituzione del servizio idrico, ATI per primo e AICA successivamente, per garantire questo spirito collaborativo che ha sempre contraddistinto la nostra azione. I punti di sovrapposizione sono tanti, un punto sulla situazione, sugli investimenti ad Agrigento e in provincia, che non sono pochi, a partire dalla rete idrica che nelle settimane scorse ha visto l'aggiudicazione e quindi partirà a breve con la cantierizzazione. Ci si aspetta un notevole risparmio nell'efficientamento della rete che ci consentirà di razionalizzare meglio le risorse disponibili. Un punto in generale sulle 16 reti idriche che sono state finanziate con lo strumento comunitario che è il REACT, che sta gestendo la nostra azienda consortile e che ci porterà anch'esso in 16 diversi comuni a razionalizzare le risorse e l'utilizzo anche delle stesse, riducendo notevolmente le perdite. È un lavoro costante e continuo, certamente, che si innesta in un momento difficile, che è quello di fare spese e di farla al meglio, e manifestiamo anche la disponibilità dell'assessore a venirci incontro e a cercare anche di trovare soluzioni verso AICA. Sappiamo tutti la condizione di sofferenza finanziaria che è stata dettata anche dal fatto che negli anni passati si è accumulato un residuo debito di circa 3 milioni di euro dovuto al caro soprattutto energia, che ha investito tutte le amministrazioni, tutte le famiglie e finanche anche l'azienda. Se ne sta venendo fuori con un lavoro certosino, costante e di impegno, e noi non possiamo che applaudire anche la disponibilità dell'assessore nell'assecondare le richieste dell'azienda in questa direzione.